Buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. C'è un'importante notizia nelle ultime ore che riguarda direttamente la Sicilia e i nostri viaggi in aereo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo stop al caro voli, mettendo un freno agli algoritmi che alzano i prezzi anche del 200% per le rotte nazionali in collegamento con le isole, quindi anche con la Sicilia. Sul piede di guerra le compagnie aeree attraverso Aircraft, l'associazione delle low cost, che ha parlato di misure in contrasto con le normative europee. Questo anche se il 20 luglio il ministro Urso aveva già annunciato il provvedimento in preparazione alle compagnie aeree senza che ci fosse nessuna reazione. Il via è arrivato in prima serata, stop al caro voli sulle rotte di collegamento con le isole. Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito ieri pomeriggio prima della pausa estiva, ha approvato 2 decreti omnibus, il DL Asset e Investimenti e quello Giustizia. Entrambi toccano temi diversi, dal nodo dei taxi agli investimenti contro il caro voli e il ponte di Messina. Per quanto riguarda i voli dai prezzi esorbitanti da e per la Sicilia, è stata approvata una norma che vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, se la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene o durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% superiore alla tariffa media del volo. È bastato che nel pomeriggio circolasse una bozza del provvedimento per far dire alle compagnie aeree low cost che si tratta di misure punitive, illiberali e pericolose. Bene invece per il presidente della regione Renato Schifani, che in una nota commenta: l'intervento del Consiglio dei Ministri è un importante passo avanti per garantire ai siciliani e ai viaggiatori in generale il diritto a raggiungere l'isola senza dover pagare cifre elevatissime. Intanto il terminal A Fontanarossa, riaperto dopo 3 settimane dall'incendio, si avvia alla normalità, ma anche ieri i voli cancellati sono stati 26 e una ventina quelli dirottati. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto, ha comunicato che da domani tutti i voli da e per Catania atterreranno e decolleranno esclusivamente a Fontanarossa. Vediamo. L'immagine di lunghe code di viaggiatori in fila per l'imbarco, tanto da non riuscire a muoversi agevolmente, è quella di un aeroporto che lentamente torna alla sua operatività. Anche se fino a ieri il tabellone luminoso sottolineava i 15 voli dirottati su Comiso, 7 in arrivo e 8 in partenza, 2 su Palermo, ben 26 cancellati, molte dei quali riguardanti arrivi da Milano Linate. Intanto dalla SAC, la società di gestione dell'aeroporto, è arrivata la comunicazione che da domani sarà sospeso il servizio dei bus navetta verso gli altri aeroporti siciliani e che quindi tutti i voli partiranno e atterreranno da Fontanarossa. Un lento ritorno alla normalità che però lascia l'amaro in bocca a molti turisti e viaggiatori per ciò che hanno dovuto vivere in 3 settimane di emergenza. Molti questa percezione di disagio se la porteranno con sé, chissà magari pensando di non fare più ritorno in Sicilia. All'andata c'è stato il cambio non di orario di aeroporto, quindi Comiso al posto di Catania. Speriamo vada tutto bene adesso. Quando è il suo volo? No, noi partiamo alle 8:15. Come mai è arrivata così presto? Appunto perché ci sono questi disagi, quindi siamo arrivati presto per questo. Quasi surreale all'interno del terminal sostitutivo montato con l'aeronautica militare, ancora operativo per i voli Ryanair, mentre continua ad essere attivo il terminal C con un passeggero seduto per terra. It's a bit of a disaster. Un disastro, dice, con la netta conseguenza che questa sarà la visione di Fontanarossa che racconterà al mondo. Intanto l'amministratore della SAC, Nico Torrisi, precisa ai nostri microfoni. Non ho assolutamente niente di dire alla stampa, io parlerò come è mio dovere, ovviamente quando e se ci sarà da chi devo dare conto, che sono i soci. Angelo, i quotidiani siciliani parlano un po' di questa storia di Fontanarossa? Ne parlano ancora certamente sulla Sicilia di Catania. Cominciamo intanto con questa notizia: SAC confida nelle compagnie aeree, da domani stop alle navette, ma intanto parla il procuratore di Catania Zuccaro a proposito dell'inchiesta, in attesa della relazione dei consulenti dopo i sopralluoghi. Leggiamo qualcosina in più: l'inchiesta della procura di Catania è ancora lontano dall'epilogo. La settimana scorsa negli 80 metri quadrati rimasti sotto sequestro sono
entrati 2 consulenti nominati dai PM che ne hanno effettuato un approfondito sopralluogo. Nei loro laboratori romani hanno portato delle campionature, documenti, planimetrie, mappe, report e anche filmati. I consulenti, sono le parole di Zuccaro, chiedo scusa, i consulenti hanno effettuato alcuni sopralluoghi, non abbiamo ancora conclusioni comunicabili, quindi si aspetta l'esito di questi accertamenti che sono stati effettuati proprio sui luoghi dove è scoppiato questo incendio. Allora, adesso andiamo alla prima pagina della Sicilia, abbiamo visto proprio la notizia che riguarda l'aeroporto. La Sicilia ha in apertura il prelievo a banche per tagliare le tasse e il cuneo. Si discute tantissimo oggi di questo provvedimento. La manovra d'estate, c'è l'ok in Consiglio dei Ministri, sarà del 40%. Il ponte resta la liberalizzazione dei compensi per quanto riguarda i manager o comunque gli esperti che lavoreranno all'opera. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti omnibus prima della breve pausa di Ferragosto. Fra le norme un prelievo del 40% sugli extra profitti delle banche per finanziare il taglio delle tasse e anche del cuneo. Resta la contestata norma che toglie il tetto ai compensi di amministratori e dipendenti della Stretto di Messina. Salvini, saranno assunti giovani laureati. Questo è quello che riguarda i provvedimenti del Consiglio dei Ministri di ieri. Poi, fotonotizia. Che bella! Eccola qui, uno di noi a testimoniare come addirittura la scorta del Papa sulla Papamobile abbia raccolto la sciarpa rossa-azzurra lanciata a Lisbona da 4 tifosi del Catania e quindi ha viaggiato assieme al Papa questa sciarpa della squadra del presidente Pelligra. È stato varato anche, visto che ci siamo, il calendario della Serie C, debutto 3 settembre per il Catania al Massimino con il Crotone. Si comincia subito con un big match, così si chiamano queste partite importanti. Poi lunghe code, abbiamo parlato nei giorni scorsi della riapertura della galleria fra Letojanni e Taormina. Quell'autostrada è un muro, c'è un tappo festivo sulla Messina-Catania, non basta la galleria riaperta, si è praticamente congestionato tutto il traffico. Come prima. Più di prima, direi io, aggiungerei. Poi la notizia del super luglio che abbiamo vissuto, l'abbiamo anche pagato sulla nostra pelle, la Sicilia bollente. Abbiamo avuto il luglio più caldo degli ultimi 20 anni, il dato che ci ha fatto comunque capire come effettivamente abbiamo sofferto nelle scorse settimane. Poi c'è una intervista con il ministro Santanchè che dice: la Sicilia ha tutto, ora si investe in sostenibilità, aeroporti, un nuovo sistema. Quindi torna anche sul tema degli aeroporti lo stesso ministro per il turismo. Questa è la prima pagina della Sicilia, dove ci sono anche altri richiami che riguardano anche un po' la cronaca. Lo guarderemo e lo vedremo fra un poco. Poliziotti feriti con anelli di ferro a Catania, una bruttissima aggressione. E poi ti porto a Taormina, perché continuano le discussioni su Taormina. Adesso i bagni pubblici si pagherà con il POS, quindi Cateno De Luca, il sindaco, le studia tutte, le sperimenta tutte pur di far cassa. Dice: non abbiamo gli spiccioli, paghiamo con il POS, non ci sono problemi per andare nei bagni pubblici. Questa è la prima pagina della Sicilia di Catania. Adesso andiamo nelle pagine interne e a proposito di fatti siciliani e della vicenda del caro voli, ne abbiamo già parlato. Le compagnie aeree si mettono di traverso perché crea questo provvedimento un pericoloso precedente. Ci saranno effetti negativi. Vietati gli algoritmi che aumentano il prezzo dei biglietti verso le isole, quindi adesso, siccome c'è questo provvedimento, ci saranno conseguenze. Effetti negativi saranno che non potranno aumentare i prezzi del 200% forse. E quindi insomma risentono certamente, le loro casse risentiranno tantissimo di questo provvedimento, si spera sia così veramente. Allora, Sicilia, il ristoro ai turisti è solo il punto di partenza, questo lo dice la ministra Santanchè. L'isola ha tutto, bisogna solo valorizzarlo. Come governo metteremo mano all'intero sistema degli aeroporti. È una, quindi annuncia il ristoro ai turisti, questo è molto importante. Bene, se ne era parlato nelle settimane scorse, c'era stato anche il sindaco di Catania che aveva chiesto questo intervento. E poi a proposito sempre di
trasporti. Si riunisce il tavolo sul sistema trasporti nello stretto, ma ci sono code ai traghetti, vedete questa immagine, in attesa di poter attraversare lo stretto, Villa San Giovanni ieri, lo stretto di Messina. Questa è la situazione fotografata chiaramente nei giorni scorsi. A proposito della galleria, la A18, Galleria Nuova, traffico vecchio, la riapertura dopo 8 anni in un solo senso di marcia non ha risolto i problemi degli automobilisti. Torna l'idea di un nuovo casello in località San Filippo, questo per poter evidentemente snellire il traffico e alleggerire quella che è la viabilità sull'autostrada. Allora, siamo sulla pagina di Catania che la Sicilia dedica per l'appunto alla città, e c'è questa brutta vicenda di cronaca: anelli di ferro per colpire i poliziotti. Un gambiano di 34 anni è stato arrestato per tentato omicidio o resistenza a pubblico ufficiale. Agenti della Volante intervengono dopo la segnalazione di danneggiamenti di auto parcheggiate. Lo straniero li ha aggrediti con questi strumenti rudimentali, ma che sono piuttosto, diciamo, fanno male, hanno fatto male. Brutta storia. E poi la giudiziaria, clan Cappello, c'è un nuovo aspirante pentito, ha voltato le spalle alla cosca Michele Vinciguerra, Cardunaro, così si viene definito, stessa scelta il genere. Insomma, ci sono novità evidentemente. Speriamo che possano portare, come dire, a fare luce sulle organizzazioni mafiose di oggi. E poi c'è una storia che viene raccontata dalla Sicilia a proposito di quanto accade al Policlinico. Ho rischiato la vita per 2 cani randaggi, uno specializzando del Policlinico per sfuggire all'attacco degli animali ha fatto un volo di 3 metri. Il trentenne adesso è ricoverato con fratture al bacino e alle gambe, dovrà subire almeno 2 interventi chirurgici, e questo quello dei randaggi al Policlinico è un tema non nuovo. Come vedi c'è questa foto proprio che riprende il branco di cani randaggi al Policlinico, una foto di archivio, ma la situazione evidentemente non è cambiata, scrivono sulla Sicilia di Catania. Adesso andiamo invece sulla prima pagina della edizione di Palermo di Repubblica. Come lenta la Sicilia che viaggia in auto e in treno, per sottolineare come evidentemente le infrastrutture che sono nella nostra regione non riescono effettivamente a smaltire il traffico, non sono all'altezza. La riapertura dell'aeroporto di Catania lascia irrisolti i disagi smascherati durante l'emergenza, tratte ferroviarie interrotte per lavori, destinazioni raggiungibili solo col soccorso dei pullman. Insomma, una fotografia anche questa disarmante della Sicilia nel pieno dell'estate, nel pieno del momento, diciamo, del grande esodo e del turismo che arriva dalle nostre parti. E poi vi raccontiamo, ci raccontano sulle pagine di Repubblica la tragedia: avevamo affidato il figlio al barchino affondato, il dolore della madre. Si parla di migranti ancora morti, ancora diciamo tragedie del mare. E poi il caso, torniamo in provincia di Messina, quella voce inciante, l'autopsia, tutti i misteri sulla fine di Ayman, il giovanissimo morto per l'appunto nel Messinese. Un richiamo, diciamo così, a Fontanarossa, riconquista la normalità, ora siamo operativi, ma abbiamo già sentito nei nostri servizi che effettivamente fino alla giornata di ieri la situazione non era per niente rosea. E vediamo un po' di capire di più che cosa significa questa Sicilia lumaca per Repubblica. La Sicilia lumaca, delle ferrovie interrotte, l'emergenza che resta, sono questi i punti. I treni hanno percorrenze anche di 12 ore e i lavori sulle linee costringono a proseguire poi con i bus. 12 ore in treno in per Sicilia. fare delle tratte. La riapertura dell'aeroporto di Catania non risolve i disagi del sistema dei collegamenti. E poi, come abbiamo detto, atterraggi regolari a Fontanarossa, ora siamo operativi, ma abbiamo già evidenziato come ci siano state delle difficoltà anche nella giornata di ieri. Poi ancora, sempre sulle pagine siciliane, siamo sul giornale di Sicilia, perché si parla proprio di carovoli. Vedi, la prima pagina del giornale di Sicilia parla di argine contro il carovoli, il governo vieta algoritmi e proliferazioni utilizzati dalle compagnie aeree che fanno crescere anche del 200% i costi per i collegamenti
collegamenti con la Sicilia. Schifani, riconosciuta la nostra lotta, dobbiamo dire che il Presidente della Regione dal suo arrivo ha sempre combattuto questo caro voli. Il ministro Tajani, vice premier, no alle pratiche scorrette che penalizzano le isole. Nello stesso decreto sia nuove licenze per i taxi, tassa sugli extra profitti delle banche. Questo è il tema sulle pagine nazionali di oggi, perché è un duro colpo evidentemente per gli istituti di credito, tassati del 40% per gli extra guadagni. Incendiari, c'è la stretta, inasprite le pene, anche questo è un provvedimento contro i piromani, condanna minima a 6 anni per i roghi, e quindi bisognerà fare attenzione. E ancora, vede, c'è questa fotonotizia che ci porta, traffico, ci porta praticamente nelle vie, nelle città siciliane. Il porto paga i vigili, controlli al via giovedì prossimo. Che cosa succede? Si applica l'accordo con il comune sui servizi extra. Il presidio dei caschi bianchi nelle vie Crispi e anche dell'Arsenale costerà 100.000 euro all'autorità di sistema. L'obiettivo è ridurre il caos per imbarchi e sbarchi dei traghetti per l'arrivo delle navi da crociera. Insomma, si cerca di trovare una soluzione con delle alternative. Poi la formazione, che è sempre stato uno dei temi che riguarda la regione siciliana, ha trovati altri finanziamenti per poter sbloccare i corsi. E la Galla, allerta rientrata per la diossina nell'aria. Il sindaco, insomma, ha fatto sapere che adesso i dati sono più confortanti. Un piano che unisce Sicilia e Calabria all'apertura della Gazzetta del Sud. Il tavolo si insedia oggi a Messina, a coordinarlo il vice comandante della Guardia di Finanza. Con decreto del responsabile delle infrastrutture è stato istituito l'organismo tecnico per l'area integrata, quindi in qualche modo si cerca di unire, si cerca di collegare meglio le due sponde della Sicilia e quello della Calabria. L'importante è che ci sia al vertice un ufficiale della Guardia di Finanza, perché come dire, tutto praticamente che ha da capire e capisca. Esattamente. E poi anche sulla Gazzetta di tutto e di più, l'omnibus del governo, 2 decreti si va dallo stretto di Messina a Carovoli, e c'è pure la tassa per le banche. Questo è quello che scrive stamattina la Gazzetta, che poi parla di giustizia e criminalità, intercettazioni estese a parecchi reati e più fondi antidroga. Anche questi sono provvedimenti che arrivano praticamente dal governo. E le notizie, e anticipa come sempre la Gazzetta le notizie che poi vedremo sulle pagine nazionali. De Angelis è pentito ma non si dimette, alla strage di Bologna il portavoce revisionista della Regione Lazio. Insomma, sono tante discussioni e tante polemiche su questa vicenda. E le notizie nazionali le vedremo tra poco con Angelo Gagliano. Adesso facciamo una breve pausa e poi torneremo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Vediamo poi i quotidiani nazionali. Sì, cominciamo con Repubblica stamattina, perché c'è l'apertura proprio sul tema con il quale abbiamo di fatto chiuso la rassegna regionale. Meloni fa muro, scontro sulla strage di Bologna. Fratelli d'Italia difende De Angelis per le parole sulla bomba del 2 agosto. La richiesta di sue dimissioni è diciamo sovietica, fra virgolette quello che viene scritto, ma Forza Italia si dissocia. Lui per ora resta alla Regione Lazio e fa un mezzo passo indietro. Chiedo scusa a chi ho offeso, ma penso ciò che ho detto. Quindi è come dire, insomma, resta sulla mia posizione. Esattamente, non è cambiato nulla. Ma la cosa curiosa è fare il mezzo passo indietro. Questa è una novità tutta nostrana, fare il mezzo passo indietro, non un passo indietro. Va bene. E poi i provvedimenti del governo che si è piegato, scrive Repubblica, ai tassisti sulle licenze decideranno i comuni, e quindi saranno i comuni poi a stabilire se ci possono essere delle licenze in più oppure no. Ancora, fotonotizia stamattina, il flop delle nuove norme a proposito del caro carburante. Prima abbiamo parlato di caro voli, adesso caro carburanti, benzina, inutili cartelli antirincari, i prezzi continuano ad aumentare. Perché io arrivo alla pompa, guardo prezzo medio, capisco che quello è il prezzo medio praticato, però poi alla pompa troverò un altro prezzo assolutamente, e se ho bisogno di fare benzina la devo fare. E allora, adesso andiamo all'estero, o quasi, perché
Crosetto, dice Repubblica, sdogana i golpisti nigeriani. Non sono ostili, meglio trattare. Questo è il pensiero del nostro ministro della difesa. E poi Izmail, la città dove droni russi bruciano il grano. Il tema del grano è sempre, diciamo... Questa è l'Ucraina. Sì, è un tema forte, un tema piuttosto, diciamo, sentito. Delicato. E c'è lo vedremo Erdogan che sta cercando di trovare una soluzione, sta cercando di trovare un tavolo dove fare sedere Putin per trovare un cessate il fuoco. Il caldo dell'estate che uccide a luglio 1500 morti in più, per il clima una situazione davvero complicata. Leggiamo qualcosa in più. Il caldo che ha travolto l'Italia a luglio ha provocato 1500 morti in più. Al sud e tra le persone anziane, il record a Reggio Calabria più 90%, a Bari più 50%, a Taranto più 42%. I dati sono una proiezione di quelli pubblicati dal Ministero della Salute ed elaborate dal DEP del Lazio, quindi il grande caldo ha fatto tantissime vittime. Lasciamo la prima pagina di Repubblica, adesso siamo con il Corriere della Sera. Anche sul Corriere De Angelis si scusa per le frasi sul 2 agosto, l'opposizione incalza, non basta, si dimetta. E poi banche, tassa sugli extra profitti, è l'altro tema della giornata. Salvini prelievo del 40% contro il caro mutui, il silenzio di Giorgetti che pare ieri non ha partecipato poi alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Sì, del Consiglio dei Ministri 2 decreti con le norme su licenza, taxi, voli, intercettazioni e incendi. Davvero un provvedimento che ha ricompreso tantissimo. Prima delle lunghe vacanze del nostro governo. E poi le altre notizie, ne abbiamo parlato ieri perché nessuno ha fermato l'assassino di Rovereto, i parenti che serviva un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio perché aveva avuto altri tipi aveva commesso altri reati di questo genere. Muore in azienda sepolto da 16.000 forme di grana, è una brutta storia, una bruttissima, una disgrazia. La scaffalatura in metallo hanno ceduto e questo imprenditore di 74 anni è morto sepolto da 16.000 forme di grana padano. La tragedia è avvenuta nell'azienda agricola in cui l'uomo era titolare in provincia di Bergamo. Una notizia che ci porta allo sport, ai mondiali di ciclismo. Il nostro campione Ganna dice libero la mente così vinco a 60 all'ora. Queste sono le immagini che in bicicletta ci mostrano, vedi? È bellissima questa foto perché ci fa vedere come si muove, la velocità con cui si sposta il nostro grande campione, 27 anni, è un fenomeno davvero, su pista è uno sicuramente tra i migliori al mondo. E poi La Stampa, caro mutui, tassate le banche, 3 miliardi dagli extra profitti, insomma si fa cassa. Blitz di Meloni, l'ira dei banchieri, più licenze, tassisti pronti a scioperare. Quindi la vicenda ancora non è assolutamente del tutto chiusa, tetto agli aumenti sui biglietti aerei, ponte sullo stretto e via anche agli stipendi d'oro per la costruzione proprio del ponte. Poi dall'estero, notizia che si ritrova su diverse pagine. Se il vertice di Jeddah isola la Russia, rafforza Zelensky e allontana la pace. Questo, diciamo, è il tema in questo momento tra gli esperti di politica. Perché a Jeddah c'erano tutti tranne i russi, quindi isolati. Sono rimasti un pochettino isolati, anzi direi del tutto. E poi questa notizia che è molto curiosa a proposito della legge di bilancio, la legge delega del bilancio e fisco senza coperture. Il conto sarà presentato alla sanità e alle scuole. Quindi è stata approvata la legge delega sul fisco, però praticamente non ha le coperture finanziarie. Vedremo come si potrà fare, come si andrà avanti. Fotonotizie con il blef tunisino, migranti, l'accordo con il presidente tunisino non ferma il record di sbarchi. Si continua ad arrivare sulle nostre isole, anzi sono aumentati assolutamente gli sbarchi dalle nostre parti. Adesso andiamo su Avvenire, che in qualche modo torna proprio e comincia proprio con questa notizia. Dalla Tunisia all'Italia, partenze senza arrivi. È il dramma, perché praticamente si senza parte arrivi, ma non si arriva. Proprio, naufragio con 23 morti, 44 dispersi, in 6 mesi 903 vittime.
vittime, di Mamma questi mia. 289 sono bambini, tutti morti nel Una Mediterraneo. guerra proprio, una guerra. È una guerra davvero. E poi, come sempre, le parole del Papa, stavolta ai giovani, dalla giornata mondiale della gioventù: mai soli, non temete. Queste sono le sue parole. Il governo tassa le banche, un compromesso su taxi e voli. Vedremo a che cosa... Abbiamo ancora un minutino. Un minuto, allora il tempo per leggere un ultimo giornale, per fare vedere poi come ci sia grande fantasia a proposito della manovra d'estate. Governo Robin Hood, più Ruba tasse, ai ricchi per dare ai poveri. più tasse alle banche, meno agli italiani. Questa è la sintesi, diciamo, di questo titolo del giornale scelto stamattina. De Angelis si scusa, ma anche la sinistra la pensava come lui. Insomma, ancora polemiche su questa vicenda. Visto che ci siamo, leggiamo anche il Fatto Quotidiano. I sindaci condannati resteranno in carica. La destra impunitaria, scrive Meloni e compagni, smantellano la legge Severino. È così, Questa è diciamo, la severa valutazione del Fatto Quotidiano. Sì, esattamente, sui provvedimenti del governo. Ci fermiamo qui? Sì, per adesso ci fermiamo. Allora, ci fermiamo qui, breve pausa, fra poco parleremo di caro carburanti, di caro benzina e anche di questi annunci settimanali nei distributori. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti cui diamo il benvenuto. Ivan Calabrese, che è presidente della FIGIS, Federazione dei Gestori dei Carburanti della Confcommercio di Catania, e Salvo Nicosia, che è presidente della Federconsumatori di Catania. Allora, puntualmente, quando ci sono tempi di esodo, o insomma presunti esodi, perché poi non tutti riescono a farli, tasche sempre più vuote, aumenta la benzina. È aumentata, vero? È aumentata. Di quanto? Vediamo. E negli ultimi giorni è aumentata almeno di 4 centesimi, il gasolio è un po' meno la benzina. A che quota siamo arrivati? Il prezzo medio regionale, che è il dato che ci fornisce ogni mattina il Ministero del Made in Italy delle imprese, attesta per ieri alle 8,30 il prezzo del gasolio a 1,81 centesimi, la benzina a 1,93 sul self. Il dato invece delle autostrade, è un dato nazionale, ci dice che il gasolio è a 1,89 e la benzina a 2 euro, ha sforato il costo dei 2 euro al litro. Perché aumenta la benzina puntualmente d'estate, ad agosto? Dunque, in questo periodo ci sono dei fattori oggettivi che hanno portato all'aumento del carburante. Gli Stati Uniti hanno diminuito le scorte di prodotti raffinati. Sia negli USA che in Europa sono state fermate delle raffinerie, quindi noi siamo costretti a comprare prodotti già raffinati. L'ulteriore problema è che Cina e India stanno ormai prendendo una grossa fetta di questi prodotti raffinati, tutto questo porta all'aumento. Cioè, vuol dire ce n'è di meno e quindi ce n'è di meno, più. esatto. Le raffinerie si sono fermate, quindi siamo costretti a comprare prodotti già raffinati. Il fatto che tutte queste coincidenze non sono venute tutte negli ultimi 10 giorni, però il prezzo è aumentato da 2 settimane a questa parte. C'è sempre una coincidenza, è vero? C'è sempre una coincidenza. Sarà l'allineamento dei pianeti che ad agosto si mette in Ma non è allegro dirlo così agli automobilisti. No, lo so. No, diceva, è un record questo qui, di questi giorni. È un record di questi giorni perché stiamo riscontrando che comunque il costo del carburante è di 7 centesimi più caro di quello che dovrebbe essere. 7 centesimi, che non è poco. Non è poco, e il dato è elaborato dal nostro osservatorio nazionale di giorno 31 e ci dice, dietro il confronto di tutti quelli che sono i costi, dal cambio dollaro-euro alle quotazioni di borsa che sono oscillanti, ci permettono di dichiarare che il costo del carburante è più caro di 7 centesimi al litro. Sono tanti, Sono tanti, però c'è da considerare che l'antitrust qualche giorno fa si è espressa dicendo che non intravede alcun tipo di speculazione sul costo del carburante rispetto a questi Quindi aumenti. per voi insomma, diciamo, è tutto andare, no? No, tutto andare no, perché io voglio ribadire per l'ennesima volta che il gestore è davvero l'ultima ruota del carro nello stabilire il prezzo del carburante, anzi noi non lo stabiliamo assolutamente, noi siamo solo esecutori di quello che ci dicono le compagnie. Se lei mi dà 20 secondi io le spiego qual è la mezz'ora, prima mezz'ora tipo del gestore.
Noi arriviamo sull'impianto la mattina e Poi lo commenta lei però. ci colleghiamo al sito della compagnia che ci dà il prezzo, noi andiamo a cambiarlo sugli erogatori, su quella foresta di cartelli che ci hanno imposto di mettere nel piazzale. Oggi la gente è spiazzata quando entra in un distributore. Di questo parliamo dopo, perché adesso... Sempre nella prima mezz'ora noi dobbiamo comunicare al Mise il prezzo che abbiamo cambiato, collegarci al Mimit per vedere il prezzo medio. Tutto questo, se abbiamo qualche dimenticanza, sono fior di quattrini di multa che la Guardia di Finanza viene a farci. Che ora ci sono anche le multe. Che ha ragione, abbiamo un sacco di cose da fare, alla fine dobbiamo tenere conto di tutti questi fattori. Sicuramente, però, come anticipava qui il signore, il gestore è l'ultimo anello di una catena dove le compagnie fanno la parte del leone, ma dobbiamo considerare che il 40% del costo del carburante è fatto di accise, dottor Cucuzzi. È fatto? Di accise. Noi paghiamo allo Stato, se vuole ho fatto io un confronto rispetto al prezzo medio di ieri, per il gasolio 72 centesimi al litro di accise su un costo di 1,81 e 78 centesimi sulla benzina. Questo perché è stato abolito lo sconto sulle accise, è vero che era 30 centesimi? Sì, tamponava un po' quelli che erano gli aumenti post pandemia, però all'interno delle accise che sono state riformate poi nel 95, accise, tasse insomma, chiamiamole tasse, sono state riformate da una riorganizzazione comunitaria nel 95, ci impongono di pagare ancora delle una tantum imposte sui vari terremoti italiani, quindi Belice fino all'Irpinia, ma io ho riscontrato che ancora paghiamo qualche centesimo di euro per la guerra in Etiopia che fu nel 1935, ancora il disastro del Vajont, ancora la crisi di Suez e l'alluvione di Firenze. E questi costi che sono stati sbandierati, sono state fatte campagne elettorali, chi le ha fatte queste campagne elettorali oggi al governo e sconfessa se stesso dicendo oggi le accise non le tocchiamo, di conseguenza il consumatore poi è presa a sberle da tutte le parti. Come valutate l'obbligo di esporre i cartelloni con i prezzi medi praticati? È uno strumento. Strumento vuol dire... È uno strumento di confronto. Ma a chi serve poi? Allora, io presumo che serva al consumatore per dire quel gestore è disonesto, cambio il gestore. Sono quasi finito il carburante che faccio. Appunto, per quel che ci riguarda il cartello del prezzo medio regionale è uno specchietto per le allodole nato subito dopo il termine dello sconto sulle accise. Si cercava un capro espiatorio, quindi con questo sistema, secondo il governo, bisognava cercare chi speculava sul carburante. Il gestore non può speculare di sicuro, il governo dovrebbe rivolgersi alla raffineria e alle compagnie petrolifere, anche perché è un dato puramente statistico che il cliente può vedere, però non può pretendere poi di comprare al prezzo medio nel mio distributore, se io l'avessi più alto. Quindi addirittura noi, quando abbiamo sentito la notizia dell'introduzione di questo cartello medio, ci siamo subito opposti, non perché non volessimo far conoscere il prezzo medio, ma perché avevamo previsto che dall'introduzione del prezzo medio il carburante sarebbe aumentato. Perché lei consideri che dal 1° agosto, quando hanno introdotto questo obbligo, l'80% dei distributori in Sicilia erano tutti sotto il prezzo medio. Adesso si sentono tutti autorizzati ad avvicinarsi a questo prezzo medio, ed è il gatto che si morde la coda. Più aumentano il prezzo dei distributori, le compagnie petrolifere per avvicinarsi al prezzo medio, più aumenta il prezzo medio il giorno successivo. Siamo arrivati al paradosso, un prezzo medio che dovrebbe servire a calmierare, addirittura funziona da volano per aumenti. Un autogol da parte del governo. Effettivamente i gestori... Lei è d'accordo su questo? Sicuramente, perché io mi sono fatto il controllo delle pompe stamattina nel tragitto da casa, e indubbiamente abito nel comprensorio della fascia pedemontana a sud di Catania, e il prezzo medio del self è 1,78 per il gasolio e di 1,89 per la benzina, confrontato al dato che esce fuori come dato medio regionale di ieri, forse è appena uscito, sono le 8:30 appena trascorse. Quindi qual è la differenza? La differenza è che sul gasolio era 1,81 e la benzina 1,93, quindi c'è un differenziale almeno di 4 centesimi sia sul gasolio che sulla benzina, a vantaggio
del consumatore, che non dovrebbe tener conto a questo punto del prezzo medio, ma se il gestore nella nostra zona dà ancora un prezzo e marginalizza comunque, è tutto a vantaggio del Però gestore. ci sono delle sanzioni per loro, Esclusivamente nel caso in cui non venga apposto il prezzo medio. Cioè serve a quello. È vero. Cioè, questo è un dato inutile che però sanziona il gestore che sul prezzo non decide nulla. Voglio dire, a questo punto, dato che noi siamo obbligati a tenere questo prezzo medio sul quale noi non possiamo agire ed abbiamo tutte le sanzioni, addirittura dopo la quarta anche la sospensione dell'attività, dato che è un bene di prima necessità, a questo punto diamo anche il prezzo medio del pane, sanzioniamo anche i panificatori. Dico, per carità, non voglio. Adesso lo chiamiamo in causa pure i panificatori. Però non c'è, diciamo, non c'è la quotazione quotidiana, diciamo. No, prendiamo il prezzo medio del pane a questo punto, del latte, dei prodotti di prima necessità. Non capisco però perché quelli saranno ritassati, non ci sarà più l'IVA fra poco su quei beni, non ci dovrebbe essere più l'IVA. Sì, ma voglio dire, essendo un dato inutile, lo scopo sanzionatorio di questo obbligo noi non riusciamo ancora. Quale potrebbe essere la via d'uscita per arrivare a una vero, come dire, la via d'uscita a capire questo differenziale di 7 centesimi come è generato, e sicuramente la riorganizzazione delle accise, che non devono essere più gravate anche dell'IVA, quindi su una tassa viene apposta un'imposta, è vietato dall'ordinamento nazionale italiano di imporre imposte, scusate il bisticcio di parole, alle tasse. Quindi io pago il 40% del mio carburante di tasse che percepisce lo Stato, ci pago su tutto il costo pure il 22% di IVA. E allora riorganizzare le accise, e potremmo prendere l'esempio da Germania o da Francia, che le appongono queste stesse imposte, ma sono sicuramente più snelle, può contribuire a far abbassare il costo del carburante alla pompa. Per chiudere, lei è d'accordo? Sarebbe d'accordo? No, perché per seguire la strada di rimodulare le accise credo sia inutile, anche perché cambierebbero solo il nome, anziché guerra in Etiopia lo chiamerebbero aiuto per i profughi che vengono dalla Tunisia, perché il governo ha bisogno di quei soldi. Invece una strada percorribile potrebbe essere quella di ritornare al prezzo imposto dallo Stato. Ritornare? Al prezzo imposto dallo Stato. Il che non è previsto perché siamo a un libero mercato, imposto dall'Europa. La vedo come unica via d'uscita. E non c'è via di uscita. Non esiste. Ci fermiamo qua provvisoriamente, vedremo, ci aggiorneremo. Grazie per essere stati con noi. Ivan Calabrese, presidente della Federazione Gestori Carburanti, e Salvo Nicosia, presidente Federconsumatori Catania. Ci lasciate un po' con la mano in bocca, è inutile che lo nascondiamo. Non abbiamo soluzione. Facciamo una pausa e poi ci troveremo subito dopo con altre storie, altri personaggi. Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il tempo sull'Italia tornerà a stabilizzarsi un po' ovunque per effetto dell'alta pressione che riprenderà a rimontare a partire da ovest. Pertanto il tempo sulla Sicilia si manterrà stabile, pienamente soleggiato per l'intera giornata, con clima asciutto e una residua ventilazione dei quadranti settentrionali. Le temperature in tal frangente si manterranno nelle medie tipiche del periodo, valori massimi attorno ai 28-30 gradi, qualche punta superiore solo verso l'Agrigentino. Anche la giornata successiva, quindi nel corso di mercoledì, la situazione si manterrà stabile su tutta l'isola e su gran parte d'Italia, con sole ancora una volta protagonista, giusto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano, la ventilazione dei quadranti settentrionali tenderà ad attenuarsi e le temperature riprenderanno un po' a salire. Tenderà a fare caldo nelle ore centrali del giorno, con punte anche vicine ai 32-34 gradi, ma lungo la costa comunque si starà bene. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. 8.42, buongiorno Sicilia, un altro ospite con noi è il professor Rosario Faraci, che insegna economia e gestione delle imprese all'Università di Catania, è anche un collega giornalista, quindi non mi permetto di darle del tu, anche se fra noi giornalisti ci diamo del tu. Allora, parliamo di start-up, termine che si usa tantissimo, ma insomma imprese all'inizio che cominciano e che dovrebbe servire un pochino a risvegliare l'economia della nostra regione. Tenete conto del fatto che la Sicilia è una delle regioni con maggior numero di imprese giovanili, è vero professore? Sì, buongiorno, intanto grazie per l'invito. Certo, in Sicilia si fa impresa, vuoi per necessità perché bisogna sbarcare il lunario, vuoi anche per cogliere reali opportunità che sono presenti sul mercato. E tra l'altro c'è un dato interessante che è venuto fuori da una ricerca Alma Laurea di qualche anno fa. 8
8,4 laureati su 100 dell'Università di Catania avviano un'attività imprenditoriale, che è un dato superiore anche alla media nazionale. 8,4 su 100. Quasi 9. Quasi 9 persone su 100 avviano un'attività imprenditoriale dopo la laurea. Di tipo digitale, diciamo, quelle che si chiamano start-up? Oppure... Sì, diciamo oggi gli ambiti, lo spettro di attività che viene coperto dalle nuove imprese è ampio, turismo, digitale tantissimo, le nuove tecnologie emergenti, e c'è anche un ritorno all'agricoltura, chiamiamola 2.0, 3.0, che è interessante, bello, certo. E l'università che fa per questi giovani che vogliono mettere in piedi nuove imprese, start-up? L'università fa tante cose nell'ambito di quella che viene chiamata la terza missione delle università, cioè la valorizzazione in senso economico delle attività di ricerca, delle attività della didattica e così via. La manifestazione di punta è la Start Cup Catania. La nuova edizione è appena partita. Start Cup Catania, è già in corso? È già in corso, la scadenza è il 10 settembre. Per partecipare, ed è una competizione riservata a team imprenditoriali che vogliono proporre un'idea, un progetto collegato però al mondo della ricerca pubblica o dell'università. Quest'anno celebriamo il 10° anno consecutivo di organizzazione di questa manifestazione, e questa è la manifestazione di punta delle chi iniziative. partecipa e che cosa ottiene, professore? Allora, possono partecipare, dicevo, team, quindi gruppi di persone, sì, squadre, professori, ricercatori, squadre, studenti, laureati. Come questi che stiamo vedendo? Come questi che stiamo vedendo, che sono appunto delle edizioni precedenti. Tra l'altro le premialità quest'anno saranno anche più ricche, 19.000 euro complessivamente, 10.000 euro al primo. Classificato, perché bisogna incentivarli, bisogna incentivare chi dà vita a un'impresa anche con dei premi importanti, in questo caso messi a disposizione dagli sponsor. Presentare un'idea originale, innovativa, creativa, insomma. Per esempio l'anno scorso quali sono stati i vincitori, tra i vincitori? Sì, l'anno scorso il vincitore è stato un progetto interessante che tra l'altro già ha avuto grande visibilità dopo questa manifestazione, di un team di laureati che proponeva un impianto per la produzione di farina di grilli, che, come lei sa, dottore Cucuzza, è molto importante oggi perché alimenta sia il mondo food che il mondo feed, cioè quello dei mangimi per l'agricoltura. Insomma, c'è questo gioco di parole, però insomma sta a significare che la creatività dei ragazzi è eccezionale. Sì, è vero. Eccezionale. E quest'anno quanti ce ne sono tanti? Quest'anno, adesso dicevo, il bando è aperto e quindi ci attendiamo una buona risposta. Il 10 settembre la scadenza, il 28 agosto sarà tenuto un seminario all'Università di Catania per illustrare in dettaglio i contenuti del bando. In questi 10 anni, da quando siamo partiti nel 2014, ben 144 team sono stati mobilitati, il che significa che abbiamo avuto una partecipazione in questi 9 anni, adesso il 10° è questo, di ben 144 team. E considerato il fatto che ogni anno i vincitori devono, entro l'anno successivo, costituirsi in start-up, almeno 3 start-up innovative ogni anno l'Università di Catania le ha messe a disposizione dell'ecosistema. Da quanto tempo siete partiti? Nel 2014, sì, nel 2014, quasi 10 anni. Nell'ambito di una trentina di imprese nuove, diciamo. Una trentina di imprese nuove, quelle che possiamo censire direttamente, ma poi alla contabilizzazione sfuggono anche altre iniziative. Ci sono laureati, per esempio, dei corsi di laurea dove io insegno, che hanno dato vita ad attività imprenditoriali innovative, sono magari al di fuori di questi circuiti, ma sono presenti nel nostro territorio, quindi a tutti gli effetti ben vengano. Ecco, ma poi sono durature queste, perché il problema è un po' questo, il rischio è che finiscano per esaurirsi. E questo è un rischio che è presente sia in Sicilia, un po' ovunque, no? Queste start-up che spesso partono con grande entusiasmo e poi strada facendo, come dire, smarriscono il percorso, e questo avviene per 1000 motivi. La mancanza di capitali di ventura, cioè i capitali di rischio messi a disposizione dagli investitori. I giovani non ne hanno e non possono accedere al sistema bancario perché ha altri parametri con i quali valutare le iniziative imprenditoriali. Perché le banche non gli danno i soldi, perché devi avere... Dobbiamo dire che sì, rispetto a questo tema le banche possono fare qualcosa col cosiddetto fondo di garanzia, è un argomento tecnico, ma la maggior parte dei capitali viene dai capitali di rischio, dai capitali di ventura, e questo manca. È mancato per esempio nel nostro territorio la mano pubblica, è mancata, cioè
il pubblico non può fare l'imprenditore, che sia chiaro, questo però lo è un sappiamo. soggetto abilitante, quindi così come lo è l'università, lo può essere la politica regionale, quella comunale. Il fatto Quindi che, come un lavoro di promozione, un po' come fate voi. un po' come facciamo noi con il ruolo che l'università ha, ma può fare tanto il pubblico come avviene in altri ecosistemi, perché in Sicilia manca un grande incubatore pubblico regionale, a Catania manca un grande incubatore pubblico comunale. Che vuol dire incubatore? Gli incubatori Ci spieghi sono un po'. degli spazi, dei luoghi nuovi nei quali si genera innovazione. Sono anche luoghi diversi da quelli tradizionali, dagli uffici, dagli opifici, dagli stabilimenti. Sono spazi aperti nei quali i giovani lavorano in team, ricevono l'assistenza di esperti. Ma ci faccio un esempio, cosa potrebbe esserci a Catania, per esempio, che manca e che potrebbe essere colmato da una start-up o più start-up grazie a questi incubatori degli enti pubblici? Faccio presente che già iniziative di incubazione sono Ce ne presenti sono. e portate avanti da privati, ai quali va il nostro grazie, non c'è dubbio, perché alimentano l'ecosistema. Ma io immagino un incubatore, uno spazio, anche a seguito di iniziative di rigenerazione urbana, no? Abbiamo tanti luoghi che in questo momento nel nostro territorio sono dismessi e che potrebbero essere messi a disposizione dei giovani. Lì lasciamoli, uso questo termine giornalistico, sguazzare i giovani in modo tale che si libera il flusso di creatività, di imprenditorialità, e poi con l'assistenza di imprenditori, di professionisti, di esponenti del mondo finanziario si genera quello che avviene in tutti gli altri paesi d'Europa, cioè questa contaminazione. Io sono stato a Valencia alcuni anni fa. Ci faccia degli esempi, Sì, vediamo. sono stato a Valencia e ho accompagnato alcuni anni fa una scolaresca di Acireale, di un liceo di Acireale. Abbiamo visitato a Valencia solo e esclusivamente incubatori, acceleratori, spazi di coworking, cioè questi luoghi nuovi creati ora dal pubblico, ora dal privato, ora dal non profit, dalle università, e dove trovavamo soltanto tra virgolette, team di ragazzi che discutevano delle idee e nel frattempo le discutevano con gli altri e nel frattempo partecipavano a dei seminari di formazione e nel frattempo si collegavano al mondo. Ma la domanda un po' banale è questa, ma questo poi genera lavoro oppure rimane, come dire, qualcosa di un po' elitario, un po' limitato? La ringrazio per la domanda, perché questa è la domanda chiave. Non possono essere queste start-up giudicate con le metriche tradizionali, cioè se noi guardiamo al fatturato, no? Consideriamo in Sicilia, mettiamo insieme tutte le start-up siciliane, ce ne sono circa 700, insieme arrivano a fatturare non più di 100 milioni di euro. Mettiamo insieme tutte le PMI innovative, sono 90 in Sicilia, piccole e medie imprese, insieme, sempre innovative, insieme non arrivano a generare 200 milioni di fatturato, cioè numeri che potrebbe fare una sola grande impresa. E allora anche i numeri dal punto di vista occupazionale sono modesti, e allora dove bisogna guardare? Al potenziale di innovazione, alla diversità e multidisciplinarità del team. Guardi, dottore Cocuzzo, c'è un'esperienza molto bella che mi piace ricordare: ci sono tanti laureati di ritorno, cioè coloro i quali si sono laureati anche fuori, hanno iniziato a lavorare fuori dalla Sicilia, sono rientrati e rientrando hanno dato vita ad iniziative imprenditoriali innovative. Per esempio i ragazzi di Reiwa a Comiso oggi sono delle start-up importanti a livello nazionale e le hanno fatte in Sicilia, con un flusso di ritorno. Questi di Comiso come si chiamano? Reiwa, l'ingegner Salvo Salerno, che se fosse in ascolto in questo momento salutiamo. E cosa hanno fatto questi? Loro lavorano nel campo, hanno brevettato un robot, diciamo, per la pulizia dei pannelli fotovoltaici industriali. Bello, ed è un'iniziativa che nasce in un garage a Comiso, sembra un po' come dire il mito della Silicon Valley, ma in Sicilia questo è possibile. Quindi l'invito anche ai politici che ci ascoltano, ammesso che in quest'ora del mattino già ci ascoltano, investite sulle start-up, ne vale la pena anche per i vostri un momento, scusi, figli lei e nipoti. diceva che questi sono tornati? Questi sono tornati, hanno studiato fuori, hanno diciamo, avuto un lavoro fuori, poi man mano hanno coltivato la loro idea, attenzione, un'idea innovativa, sono rientrati e sono naturalmente stati sostenuti, perché i capitali di Ventura, che non ci sono in Sicilia, loro li hanno intercettati a Bergamo, all'incubatore del Chilometro Rosso. Oggi è un'iniziativa molto importante, riconosciuta anche da Enel, tanto per fare un nome importante. Bello, perché sono punitori di pannelli? Sì, è un robot che insomma ha delle caratteristiche particolari per pulire i pannelli fotovoltaici, gli impianti a livello industriale, quindi i grandi pannelli fotovoltaici. Quindi cos'è l'elemento centrale, per chiudere, professore,
la creatività oppure l'organizzazione che danno sostegno a queste Si è dato cose? lei stesso la risposta, è l'organizzazione. L'organizzazione a livello sistemico, tutti insieme appassionatamente, dobbiamo dire. Tutti insieme appassionatamente. E voi lo fate, giusto? Cerchiamo di L'università farlo. che aiuti dà concretamente? L'università, oltre a Start Cup, grazie agli sponsor da queste premialità, promuove poi le spin-off, quindi le iniziative, diciamo, questo è difficilissimo. questo è un altro tema. Spin-off Una spinta, significa una spinta? sì, no, lo spin-off significa, diciamo, delle operazioni imprenditoriali gemmate, no? Gemmate dalla pancia dell'università, ne abbiamo circa una ventina. Bello. E poi organizzeremo dal 25 al 27 di ottobre la borsa della ricerca con la Fondazione Emblema. Con IT Food faremo un'iniziativa sempre ad ottobre sulla imprenditorialità innovativa nell'agroalimentare. Insomma, varie iniziative. Certo, l'università può dare, è un altro soggetto abilitante, non fa impresa se non limitatamente a queste iniziative. Facciamo i complimenti intanto, professore. Grazie per averci spiegato un po' di queste cose. Grazie Il professor Rosario Faracci, che insegna economia e gestione delle imprese all'Università di Catania. Se volete fare una start-up, un consiglio sicuramente giusto lui ve lo potrà dare. Ci fermiamo per qualche minuto e poi torneremo ancora insieme. Buongiorno Sicilia. Sicilia, torniamo ai quotidiani con Angelo Gagliano. Allora, torniamo ai quotidiani e ripartiamo, Michele, da una notizia che in qualche modo si lega con quanto abbiamo fino a poco fa parlato, cioè vuol dire con le start-up, con l'innovazione, con il digitale, perché c'è uno studio che dice che l'intelligenza artificiale, senti un po', è tra di noi, perché un'azienda su 3 la sta già utilizzando. Caspita. Cosa significa? Che ad un anno dal lancio l'intelligenza artificiale generativa guida le scelte dei manager, ci sarà bisogno di personale qualificato. Questo è quello che viene fuori da questa inchiesta, da questa indagine che fa una fotografia di quello che avviene nel mondo del digitale. È una straordinaria invenzione. Dice il maestro del... Esattamente, ma va umanizzata. Cucinelli. I social, dice, ci hanno reso la vita più difficile. L'intelligenza artificiale ci porterà a rivalutare il genio creativo vero. Bella questa. Cioè, speriamo che sia un auspicio realizzabile. Ci stiamo proiettando in quello che chiaramente sarà il futuro. Questo per restare in tema con quanto abbiamo detto prima. Invece mi piace... aspetta, scusa, ti interrompo perché... Siamo già in collegamento. Sì, vedo collegata con noi la collega Maria Cristina Castellucci, giornalista e autrice della Guida di Repubblica dedicata a Catania. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, innanzitutto questa guida è una guida, diciamo, prima di tutto parla di personaggi, parla di 1000 cose, ma tra i personaggi ne cito qualcuno: Luca Parmitano, Leo Gullotta, Donatella Finocchiaro, Mario Venuti, Marella Ferrera. Quali sono quelli che ti hanno colpito di più? Sicuramente Luca Parmitano, che ha questo mestiere così particolare, sicuramente molto diverso da quello che possiamo fare tutti noi e che però poi alla fine si dimostra molto vicino alla terra e quindi comunque innamorato di Catania e della sua città, che ce l'ha raccontata in tanti modi. Sicuramente è stata un'esperienza poter leggere le sue pagine, insomma. Mariella Ferrera un po' che non la sentiamo, che ti dice? Ma anche lei ci ha raccontato Catania. Lei fa parte della sezione che noi abbiamo chiamato itinerari d'autore e abbiamo chiesto appunto a dei catanesi doc di raccontarci la città. Quindi lei, come anche appunto Donatella Finocchiaro Venuti, che tu poc'anzi citavi, ci ha portato in giro a conoscere le zone che a lei piacciono di più. Certo. Quindi, poi parli di Catania e letteratura, e qui naturalmente c'è un mare aperto, perché siamo una delle patrie più generose e gloriose, e ci sono però a Catania, questo è importante ribadirlo, giovani scrittori, è vero, come Silvana Grasso, come Silvana Laspina, giovani e più o meno giovani, non importa l'età, che però fanno letteratura, scrivono nelle case editrici. C'è tutto un movimento culturale a Catania che forse andrebbe messo in evidenza maggiormente, e complimenti a te per averlo fatto.
Grazie mille. Naturalmente vorrei dire non sono stata soltanto io sono una delle autrici. La guida, così come le altre della nostra collana, sono frutto di un lavoro di squadra, quindi io ho potuto occuparmi di alcuni aspetti, mentre altri colleghi ne hanno seguiti altri. Del resto un lavoro così impegnativo e una città così bella come Catania non potevamo naturalmente, come dire, non potevo raccontarla da sola. Ma ci Anche mancherebbe. per questo abbiamo fatto ricorso agli autori che ci hanno accompagnato, perché le nostre sono delle guide raccontate, delle guide che si leggono, amo spesso dirlo, come romanzi, Che perché bello. appunto ci sono gli interventi degli autori, tra i quali quelli che tu hai proprio citato poco fa. Tra l'altro c'è questa bellissima fotografia in copertina che è veramente un classico, una cartolina di presentazione meravigliosa di Catania. Assolutamente sì, si vede proprio tutta la città, si vede il vulcano che comunque gli dà personalità unica. Davvero, Dunque, dal mare alla molto montagna, straordinario. Naturalmente parlavi di letteratura, è immancabile il riferimento a Giovanni Verga, che è a pochi mesi dalla celebrazione del centenario della morte, però poi inevitabilmente ci sono gli itinerari. Ce ne vuoi suggerire qualcuno a noi che siamo catanesi, che magari qualcosa però ci sfugge? Allora, all'interno della guida ci sono tantissimi suggerimenti. Noi abbiamo diviso il territorio in vari itinerari, in vari percorsi. C'è quello della Catania sotterranea, per esempio, che non so se tutti i catanesi conoscono, forse ci si limita a volte magari a guardare la superficie, quando invece poi sottoterra c'è tantissimo da poter scoprire. Ad esempio sotto la cattedrale ci sono le terme, non so se... Le terme, che bello! Sì, le terme romane, c'è una porticina sulla destra che magari di solito non si guarda, e che invece immette in questo mondo sotterraneo molto particolare che è delle terme Achillee, che sono delle terme romane che si sono mantenute almeno in parte al di sotto della cattedrale, quindi anche una cosa abbastanza particolare come diciamo unione tra sacro e profano. Logico. Un salto alla pescheria, visto che vi trovavate da quelle parti, sicuramente Quella è proprio dietro l'angolo, quindi non può mancare assolutamente. Anche lì abbiamo un percorso, non soltanto alla pescheria ma anche in altri mercati della città, quello della Fera Olune, che poi invece è tutti i giorni e non soltanto il lunedì. Quindi la guida racconta un po' la città da tanti punti di vista. Poi abbiamo anche naturalmente, come tutte le buone guide, i suggerimenti per mangiare, per dormire, lo sapevo. Perché naturalmente chi va in viaggio ha bisogno anche di avere queste informazioni. Tant'è vero che appunto la nostra guida è storia, letteratura e sapori, perché non possono mancare. Io non voglio fare i nomi perché non posso, però qui vedo elencati 110 indirizzi, ragazzi, dove poter andare. Sì, sono ben 110 e c'è di che scegliere per tutte le tasche e tutti i gusti. Caspita, per mangiare, per dormire, per comprare, gourmet, gli emergenti, i più giovani, che bello! I giovani sono molto attivi anche e presenti nella vostra guida, vero? Assolutamente sì, diamo spazio a tutti i talenti che incontriamo, è importante sostenere i giovani. Sentivo poco fa il servizio sulle start-up che solitamente appunto sono guidate da ragazzi, quindi anche noi cerchiamo, per quanto riguarda il nostro settore specifico che è quello del turismo, di dare spazio a tutti i nuovi talenti nei quali ci imbattiamo, e non sono pochi fortunatamente. E poi per concludere, ma per modo di dire, perché non concluderemo mai, inevitabilmente quando si parla di Catania si parla di teatro con Turiferro, il Massimo Bellini, tanti progetti in corso, è vero? Sì, noi abbiamo proprio dedicato una sezione al teatro, sia da un punto di vista storico, proprio narrando gli edifici, non so, la storia del teatro Massimo Bellini, che è stata, la cui costruzione è stata lunghissima,
e tra l'altro poi portata avanti da architetti diversi, quindi una storia anche lì abbastanza affascinante. E poi naturalmente abbiamo dato spazio a quelle che sono proprio i talenti degli attori, dei registi del territorio, che veramente sono tanti, svelando una vivacità culturale da questo punto di vista specifico non comune rispetto ad altre località, non Infatti, soltanto siciliane, ma in Italia. È bello che tu lo sottolinei e che lo sottolineate nella Guida di Repubblica. Io trovo che, essendo uno di ritorno, che teatro e letteratura classico giovanile sono alcuni tra i punti di forza di Catania. Non so se sei d'accordo, Maria Cristina. Sì, come no, assolutamente. Mi ricordo che quando ero più giovane ero sempre colpita dal fatto che a Catania ci fosse la Movida. Io vivo a Palermo e Movida da noi è arrivata molto più tardi, quindi anche quello era un segno di vitalità della città, perché appunto quando a Palermo ancora non si sapeva neanche cosa fosse, a Catania già c'era un popolo della notte che si divertiva, che suonava, quindi anche quello secondo me è un segno della vitalità della città. Grazie a Maria Cristina Castellucci, coautrice insieme con altri colleghi della Guida di Repubblica dedicata a Catania, 216 pagine, eccola qua, per immergersi nel cuore della città. Grazie, buon lavoro e noi adesso ci facciamo delle risate e se vuoi stai con noi a guardare insieme. Cammela, signora Cammela, baciamo le mani, signora Cammela, scusi. Dovevo portare la scopa qua, ci sto un manicomio. I comici sono indisciplinati. I maschi solo non le possiamo lasciare. Ma mai. Comunque sono felicissima che stasera che sono qua con voi, non te l'ho detto Mauro, ma oggi faccio 20 anni di matrimonio con mio marito. Perché con chi? Ci mancherebbe. Con chi devono essere, se no 20 anni di matrimonio. 20 anni, Placido, mio marito Placido. 20 anni appresso a me ancora vivo, signora. È bravissima. Io ce lo giuro, mi sarei già lasciata. La signora ride. E signora, noi stiamo insieme che il pane era ancora 80 centesimi al chilo. Tanto tempo. Ma pure lei, signora, è sposata? 50 anni, è rida, signora. È rida per non piangere, signora. È bello, la prende così. È bello che la prende così. È bello. La prende. Lo sa la signora come la prende, vero, signora? No, non divaghi adesso, Ma il marito chi è? Quello là dietro anzianotto? C'è a casa, lo lasciamo, vero? No, sono inseparabili. Tutto senza marito. Che la signora ha chiesto? Lei se l'ha portato il marito. Buonasera. Lei è il marito? Oh, che non se lo ricorda? Così, guarda. Vabbè, signora, non si preoccupi, questi maschi tutti così sono, non si ricordano niente. Pure mio marito, no? Veramente mio marito, quello ha un paio di mesi, ci è preso che non si ricorda più il mio nome. Ma come? Sì, mi chiama così. Non ce la faccio. Ce la fai fischiare. Vabbè, peggio di me, tu la voce oggi. Non c'ho caramella, sono tolata. Come mi chiama così come i cani, va? Cioè, io non lo so, che poi ci dico, oh, vedi che è quello che la fa in giro per strada, se gratta e lascia i peli, tu sei. Non è vero? E chiama come un cane a lei. Dai, aspetta, a proposito di mio marito, prima che mi scordo, che ci devo dire una cosa importantissima. Sì, però stiamo... no, perché poi mi sovviene. Placido? Sì, senti, prima di coricare devi cambiare l'acqua ai ceci. Fallo ora, che se poi ti addormisci me la stai girando all'acqua l'orda a mordi, puzzire che ti rendiamo munnizza. Dico bene? Non lo so, credo di sì, non ho capito benissimo quello che non ha capito, no. Non capiscono mai. Com'è possibile? Sono proprio cannaluvare queste... Non è bello che... No, cannaluvare. No, ho capito. L'ha capito cosa vuol dire? Che vuol dire? Vediamo. No, che non capiamo noi. No, vuol dire che siete babbi di minchia. Ora ho capito. Ora è chiaro, adesso si è spiegato. Ha aggiustato il tiro. Guarda, faccio vedere a mio marito, vedi? È bello, Placido. C'ha tutti i denti, Che bello, signor, non lo vedo che lo... Ma dov'è la notizia che abbia tutti i denti? Non capisco. Teo, è bello come marito, perché è brutto. No, non è brutto per niente. Sì, ora, perché quando era giovane non si poteva tagliare. Era la più forte, signore, sì, perché lui quando mi faceva la corte, che si avvicinava così, così, lui mi guardava e io non lo guardavo perché era l'audio, perché ci mancava questo, il canino.
Ah, gli mancava proprio il... Il canino, questo qua. Non lo so qual è il canino. Canino, come si chiama? No, ha detto bene, canino. Canino, sì, questo qua. E poi mio marito cosa faceva? Siccome lui era... come si dice, è cretino, perciò lui si pensava simpatico, ma qua nel buco lui lo usava come porta sigaretta, così, camminava questa cosa così. Cioè, si infilava la... Bella. No, non si poteva dare, era proprio brutto ma proprio forte. Era un tratto distintivo, diciamo. Aspetta che qua mi ha risposto, vediamo che dice. Carmela non ho capito. Ma si è ricordato il nome! Vedi che... Placido, cosa non hai capito? Deve cambiare l'acqua ai ceci, quelle tonde gialle. Cerchio, palla, così, sì. Ah, e vedi che l'acqua è quella trasparente che esce dal rubinetto. Ce la fai? Io ti devo mandare un video. Poverino, non me lo tratta, papà. Ciao, Placido. Oh, ma sai che tu e mio marito avete proprio questa cosa in comune? Quale cosa in comune? Questo, hanno capito una miglia, sì, proprio. è vero. Ma accomuna molti uomini, non è che accomuna solo me e Placido. Guarda. Che sei? Mandami un video. Ci ho fatto vedere da lavandino, guarda, vedete. Ma così. Ma non è vero. Oh, ma come ha resistito 20 anni? Insieme show giovedì alle 21:30 da non perdere. Occhio, attenzione, perché è il momento delle stelle e oggi si parla di personaggi catanesi, di politica con Marco Amato. Buongiorno, buon caffè. Buongiorno Sicilia. Eccoci qua. Allora, svelaci chi sono i protagonisti. Oggi parliamo proprio di guerra nei cieli. Guerra nei Sembra cieli. un po' divertente associare questa diatriba un po' catanese allo studio del cielo, proprio perché di aerei e aeroporti si tratta. Allora, chi sono i protagonisti? Sono il signor Torrisi, sono il signor Schifano, sono il sindaco trentino. Ecco, rispettivamente Scorpione, il signor Torrisi, che è al centro appunto di una bufera per tutta una serie di cose che riguardano le vicissitudini dell'aeroporto di Fontana Rossa. Il signor Schifani, che data la sua carica è un toro e quindi i segni d'opposizione, per cui stranamente invece arriva in soccorso proprio puntualizzando che le responsabilità dell'uno devono essere comunque vincolate alla propria categoria di professionale, mentre invece bilancia il sindaco chiaramente un'esigenza di bilancia segno compassato che richiede comunque regola e giustizia. Ecco, mi è sembrato molto interessante analizzare questo dato zodiacale, perché l'esigenza di fare chiarezza tutta bilanciana è la partizione e l'occhio vigile del toro che tende un po' a scindere le questioni, ma soprattutto parlare del cielo dello Scorpione. Ecco, vedete, lo Scorpione è il segno della crisi ed è sempre il segno zodiacale che rende meglio proprio nei periodi di difficoltà. Cos'ha contro lo Scorpione? Proprio i pianeti che ci sono in Toro, quindi Giove, che porta assolutamente questa visibilità, questa sovraesposizione. Giove è il pianeta che espande tutto quello che tocca, chiaramente in opposizione fa la stessa cosa ma in maniera magari non proprio felice. E Urano, il pianeta scatenatore di imprevisti. Ecco, vedete come lo Scorpione si può trovare a gestire delle situazioni non previste e poco preparate, eppure i pianeti Vergine, che sono Marte e Mercurio rotanti, lo aiuteranno a uscire da questa vicissitudine. Quindi in bocca al lupo a tutti e tre i signori che difendono ognuno le proprie ragioni e le proprie posizioni. Oggi ottimista Luna in Toro congiunta Giove, tutto lo zodiaco sembra essere più ridanciano e pieno di positività, quindi ottimo per i Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Benissimo, sarà una splendida giornata. Ne godono anche lo Scorpione, che tende a essere molto più eclettico, a fidarsi un po' di più. I Pesci, sempre dolcissimi, che oggi ricevono una buona notizia su un progetto pratico, su qualcosa di concreto, mentre invece il Cancro è sempre più esuberante e vuole l'approvazione di tutti. Un po' meno i fuoco oggi tendono ad essere un po' in sordina, quindi Ariete tende un po' a occuparsi della famiglia, Leone
sul chi va là e cerca il pelo nell'uovo, quindi attenti a non farlo innescare. Sagittario che non trova la quadra con le sue relazioni. Gli Aria, gemelli, bilancia, acquario sono forse i più penalizzati da questo tipo di aspetto, soprattutto l'acquario, essendo la luna in toro, una luna in quadratura. Oggi l'acquario ha bisogno di forte riposo e di estraniarsi un po', mentre invece Gemelli e Bilancia tendono molto a giocare coi sentimenti. Vi auguro in bocca al lupo, buona giornata viva a il tutti. lupo e complimenti al nostro Marco Amato per il suo zodiaco. Abbiamo ancora una notizia? Una pillola che riguarda il conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Presa una spia dei russi, passava informazioni per uccidere Zelensky. Caspita. È una notizia che viene riportata sia dal Messaggero ma anche dalla stampa. Vedi, Zelensky nel mirino, è stata arrestata una spia russa, progettava di uccidere il presidente. La Cina apre alle proposte di Jeddah, ma Kiev con i russi non si tratta. Quello apre e Kiev chiude. E l'altra chiude la porta. Questa è la situazione. Lo sapevi che l'8 agosto a Taiwan è la festa del papà, ma il motivo è molto curioso, dicono i nostri autori, perché in cinese 8 si dice ba. E quindi l'8 agosto è 8-8, e cioè babà, che non è babà che si mangia, no, assolutamente. Che è anche il modo in cui a Taiwan ci si rivolge al papà, si dice babà. Quante ne scoprono i nostri autori? Ma non lo so, guarda. L'8 agosto del 1303 un fortissimo terremoto di magnitudo 8, pensate, colpì Creta e le isole vicine del mare Egeo. La distruzione fu enorme, ci fu una parte, diciamo, del faro di Alessandria d'Egitto che venne giù, una delle 7 meraviglie del mondo. E sempre l'8 agosto ma del 1786 i due scalatori francesi Paccard e Balmat raggiungono per la prima volta la vetta del Monte Bianco. L'8 agosto, all'indomani della presa del potere di Napoleone del Regno di Napoli, uno dei provvedimenti l'ha preso proprio l'8 agosto, e cioè l'abolizione del feudalesimo e dei relativi titoli nobiliari che lo governavano. Nel 1848 invece a Bologna, con una rivolta popolare, gli austriaci vengono cacciati dalla città proprio l'8 agosto, 8 agosto 48, il famoso 48, costretti a attraversare il Po, uno dei capitoli più belli del nostro Risorgimento. Thomas Edison è certamente uno dei più grandi inventori della storia e l'8 agosto del 1876 depositò il brevetto di un apparecchio utilissimo, ma che oggi non so quanti si ricorderanno. Era il ciclostile. Utilissimo. Arrivava prima della fotocopiatrice, il ciclostile, insomma, era l'unico modo possibile per fare copie di uno scritto. E sempre l'8 agosto, però di 3 anni dopo, nel 1879, nasceva in Messico Emiliano Zapata, destinato a diventare l'eroe nazionale, protagonista della liberazione del suo paese e di tantissimi libri, film sulla sua figura. L'8 agosto è anche tristemente famoso perché nel 1956 a Marcinelle, che è una piccola città mineraria belga, è scoppiato un incendio nella miniera di carbone, ci sono stati 262 morti e fra loro 136 erano emigrati italiani in Belgio per sopravvivere. 8 agosto 1991, quando tutti rimanemmo sconcertati da una nave traboccante di persone che stava attraversando il porto di Brindisi. Si trattava della nave Vlora, carica di 20.000 albanesi che cercavano speranza e lavoro nel nostro paese. È l'inizio di un'ondata migratoria che, non è mai finita. Esattamente. Ma l'8 agosto è anche il giorno in cui è stata scattata una delle foto più famose del mondo. Questa qua, la vedete? Uno non ha le scarpe, gli altri sì. Attraversano Abbey Road, la strada dove loro incidevano i dischi. Sono i Beatles, quindi con questo nome della strada hanno dato il titolo anche al loro album, che è l'album più venduto della storia dei Beatles. Era l'8 agosto del 1969, guardate, erano giovani e belli, e noi ci lasciamo con un recente concerto in cui Paul McCartney ha fatto dal vivo un medley tratto da questo disco indimenticabile. Abbey Road, a domani, ciao, buongiorno Sicilia. A domani.